Buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Se sono stati i nostri cani pagheremo, ma vogliamo la verità, parla la proprietaria dei corsi che avrebbero sbranato un uomo a Bagheria. Il marito della donna è indagato per omicidio colposo. Anche il vino nelle mani della mafia, una nota cantina era asservita al clan di Camporeale. Nell'inchiesta anche il sindaco del paese. Folla di escursionisti e curiosi sull'Etna per ammirare l'eruzione, ma molti non sono attrezzati e c'è chi sale in minigonna. Numerosi gli interventi di soccorso. Riapre la discarica di Lentini che serve 200 comuni siciliani. La Sicula Trasporti è autorizzata dalla regione a stoccare più rifiuti in attesa dell'arrivo della nave che li trasporta all'estero. Colto da infarto mentre multa le auto in doppia fila. Un vigile urbano in prognosi riservata. Il sindaco di Catania Trantino, Catania non è una giungla. Gigi D'Alessio e Friends dalla parte dei bambini siciliani. Concerto di solidarietà a Palermo per realizzare un poliambulatorio per le malattie rare. Calcio ultimatum dei calciatori del Messina alla società. Al centro della presa di posizione della squadra il mancato pagamento degli oneri contributivi che pesa sui giocatori e sulla lotta salvezza. La vicenda dell'uomo di 84 anni sbranato a Bagheria, indagato per omicidio colposo il proprietario dei 3 cani. Parla ai nostri microfoni la moglie. Se sono stati i nostri cani è giusto che paghiamo. Marco Gullà. È indagato per omicidio colposo il proprietario dei 3 cani che ieri avrebbero assalito Salvatore Maggiore, 84 anni, mentre lavorava nelle campagne di Bagheria. L'autopsia dovrà chiarire le cause della morte dell'uomo, sia a causa delle lesioni provocate dai cani o per un malore causato dalla paura dell'attacco degli animali. Intanto la moglie dell'uomo indagato e anche lei proprietaria dei 3 molossi rompe il silenzio e parla così. La persona che non c'è più perché era a noi molto cara. Se sono stati i miei cani pagheranno, ma so che non sono stati loro perché cuccioloni stavano in famiglia con bambini, mai mi hanno dato segno di aggressività, altrimenti li avrei tolti, non li avrei tenuti qua in famiglia. I cani sequestrati sono stati portati in un canile dell'Agrigentino. I cani sarebbero usciti da un buco della recinzione della casa confinante con quella della vittima. Voglio sapere cosa è successo, siamo qua per questo, vogliamo sapere cosa è successo. Se sono stati i miei cani è giusto che pagano loro e che paghiamo anche noi. Abbiamo fatto, ogni tanto magari la piccolina mi saltava, ma innocua, ai denti di latte ancora, 8 mesi. Saltavano, è vero, ci hanno chiamato, abbiamo cercato di rattoppare, sono buchi rattoppati, rete più alta, abbiamo fatto di tutto e siamo veramente dispiaciuti e addolorati. E sui possibili screzi con la vittima, la proprietaria dei cani replica così. Io fino a giovedì ci sono visti, così signor Salvatore mi ha dato le caramelle come ogni mattina, mi dava le tic tac. Non è vero, non so cosa sapevano i figli, io l'ho visti poco, io vedevo ogni mattina lui, quando scendeva perché in estate magari veniva alle 6, io essendo sveglia stavo attenta anzi che risalisse perché magari col caldo, e lui sempre mi regalava un fiore per la mia mamma che non c'è più e gli altri li portava alla Madonnina. I miei cani lo conoscevano, gli dava il pane, non so cosa sia successo e spero che venga fuori tutta questa situazione. Dal sindaco alle cantine, rapita là, la mafia di Camporeale nel Palermitano teneva in pugno l'intero comune. Lo scrivono gli inquirenti nell'ordinanza che ha portato a 6 arresti e dimostrato che anche dal carcere il boss Sciortino continuava a comandare. Maglio Viola. Non solo i boss continuavano a comandare dal carcere, c'è anche il sindaco di Camporeale, Lino Cino, tra gli indagati nell'inchiesta della direzione distrettuale antimafia che ha portato in carcere 6 nuove persone nella giornata di oggi. Il boss Antonino Sciortino usava la moglie Anna Maria Colletti per portare gli ordini e gestire i suoi affari che riguardavano anche il mondo del vino di qualità. Proprio a Camporeale sorgono infatti le cantine Rapitalà che, secondo quanto si legge nell'ordinanza, hanno avuto fra i dipendenti uomini delle cosche. Secondo gli
inquirenti il tessuto logistico ed economico della società era permeabile a infiltrazioni da parte del gruppo criminale. Nella misura cautelare alla Rapitala viene definita come asservita al clan retto da Antonino Scardino, reggente del mandamento durante la detenzione dello storico capomafia Shortino. La famiglia mafiosa di Camporreale, si legge nell'ordinanza, riceveva con cadenza mensile sia somme di denaro contante che altri beni provenienti dalla cantina Rapitala tramite alcuni suoi dipendenti evidentemente contigui al sodalizio mafioso come Tomarchio e Arena. Per quanto riguarda il sindaco invece era lui ad attestare falsamente il rispetto degli obblighi della messa alla prova dei picciotti scarcerati. Secondo gli inquirenti, Cino, eletto nel 2022, avrebbe attestato che Giuseppe e Pietro Bologna, oggi arrestati insieme agli altri per mafia e all'epoca dei fatti pregiudicati, svolgevano lavori di pubblica utilità per riabilitarsi. Cino inoltre sarebbe stato eletto anche con i voti del clan ottenuti per intercessione del boss Shortino detenuto. Divieti e ordinanze non frenano il flusso degli escursionisti e dei curiosi che si avventurano sull'Etna per vedere da vicino l'eruzione, ignorando i rischi. Nella notte numerosi interventi di soccorso. Luca Ciliberti. Le immagini parlano da sole. Qui siamo di sera sulla pista altomontana in territorio di Biancavilla, a quota 1900 metri circa. I curiosi si avventurano a piedi per vedere da vicino il fronte lavico che si trova a poca distanza nonostante i divieti e le ordinanze dei comuni. Le temperature sono intorno allo zero, eppure c'è chi arriva anche in minigonna e tacchi. Quella trascorsa è stata un'altra notte di interventi per i volontari del soccorso alpino, per il soccorso alpino della Guardia di Finanza e per i vigili del fuoco nell'area del rifugio Galvarina, a tutte le ore presa d'assalto da migliaia di persone che in modo inadeguato e senza competenze si avventurano tra neve e ghiaccio. Il maltempo previsto fino a giovedì frenerà gli escursionisti fai da te, ma ieri un gruppo numeroso si è disperso proprio in quell'area e un uomo di 48 anni di Gravina di Catania ha riportato una frattura del piede a causa di una caduta, mentre altri 4 hanno riportato contusioni e principi di assideramento. Massima prudenza nel rispetto delle ordinanze vigenti. Consigliamo a voi tutti di visitare questo spettacolo della natura solo ed esclusivamente con guide alpine o vulcanologiche, nel rispetto dei soccorritori che debbano intervenire in caso di richieste di soccorso. Prese d'assalto soprattutto nel fine settimana e al tramonto la strada provinciale 92 e la strada Milia, con le auto parcheggiate selvaggiamente ai lati della strada che hanno reso difficoltoso anche il transito dei mezzi di soccorso. Un allarme e un invito alla prudenza è stato lanciato sui social dall'ingegnere Salvo Cocina, direttore regionale della Protezione Civile. Ieri sera in prefettura c'è stato un lungo vertice proprio per mobilitare, ognuno per propria competenza, tutti i soggetti deputati alla sicurezza sull'Etna. E mentre il fronte lavico sull'Etna segna una battuta d'arresto, è lo Stromboli a dare spettacolo con un'intensa attività eruttiva. Nei giorni scorsi sono state registrate da 8 a 13 esplosioni l'ora, una tipica attività stromboliana, appunto accoppiata a colate laviche lungo la sciara del fuoco. Dopo alcune ore di chiusura è stata riaperta la discarica di Lentini in provincia di Siracusa. La notizia della chiusura aveva allarmato i sindaci del comprensorio. La discarica serve infatti 200 comuni. Luca Ciliberti. Dopo alcune ore di chiusura e la mobilitazione di alcuni sindaci del territorio è stata riaperta la discarica di Lentini in provincia di Siracusa. La notizia della sua chiusura da parte di Sicula Trasporti, la società che gestisce la discarica, era arrivata in mattinata da alcune amministrazioni allarmate per il mancato conferimento della spazzatura, ma soprattutto per il quadro a tinte fosche che la chiusura prolungata avrebbe significato. A Lentini infatti conferiscono oltre 200 comuni siciliani. Ringraziamo il governo perché ha immediatamente risposto con una soluzione e tempistiche molto brevi. Già alle 14:30 la discarica ha riaperto i battenti, ma certo è che non si può tollerare un atteggiamento come questo della discarica di Lentini, ovviamente parlo, che non è ammissibile e non è assolutamente pensabile. Di fatto la regione siciliana ha autorizzato a tenere temporaneamente nell'impianto un quantitativo maggiore di rifiuti in attesa della nave che arriverà giovedì e che consentirà di scaricare e trasportare all'estero la spazzatura dei siciliani. E ribadiamo, la Sicula ha il costo più alto d'Italia nel conferimento del residuale secco. Lo abbiamo denunciato più e più volte come ANSI Sicilia, abbiamo consegnato anche il dossier all'antitrust, quindi siamo certi che questo farà il suo corso. Un sistema, è evidente, che ha costi esorbitanti per la Sicilia e che si riverbera nei costi della tassa che i cittadini sono costretti a pagare ogni anno.
Arriva la terza condanna per lo stupro di gruppo di una tredicenne alla Villa Bellini un anno fa. Simona Mazzone. 7 anni e 4 mesi per la violenza sessuale di gruppo consumata alla Villa Bellini il 30 gennaio dello scorso anno e la pena inflitta dal Tribunale per i minorenni al secondo stupratore della ragazzina di 13 anni, abusata da 2 giovani di nazionalità egiziana dentro i bagni del giardino pubblico, mentre altri 5 filmavano e bloccavano l'allora fidanzato di lei 17enne per non farlo reagire. Il minore, giudicato con rito abbreviato, assistito dai suoi legali, ha ammesso di aver abusato della giovane, ma sulle sue dichiarazioni esplicitate in quella circostanza probabilmente la difesa punterà per impugnare il provvedimento. Per lo stupro della tredicenne è già stato condannato l'altro autore effettivo, un maggiorenne, mentre per gli altri 4 il processo è in corso. Infine il secondo minorenne, che avrebbe partecipato ma non violentato la ragazza, è già stato condannato dal tribunale di competenza. A Catania un vigile urbano colto da malore mentre fa le multe alle auto in doppia fila in via Gabriele D'Annunzio. Si trova adesso in prognosi riservata. Ancora Simona Mazzone. Sono circa le 18:45 di un pomeriggio come tanti. Questa è via Gabriele D'Annunzio, a pochi metri dall'incrocio con via Dalmazia. L'auto dei vigili urbani si ferma proprio in questo punto. Sono 3 e scendono dalla macchina. L'intenzione è quella di multare gli automobilisti indisciplinati. Alcuni residenti e commercianti guardano la scena, poi uno sparuto gruppetto chiede spiegazioni. Hanno preso di mira di nuovo via Gabriele D'Annunzio. Uno dei 3 agenti, per ragioni da chiarire, si agita, poi si accascia, è a terra. Noi siamo sul posto e lo vediamo esanime. Un medico di passaggio tenta di rianimarlo per 2 volte. Lui respira, poi arrivano i soccorsi. Adesso il vigile, ultra sessantenne, in prognosi riservata nel reparto di anestesia e rianimazione dell'ospedale Cannizzaro. Intanto siamo tornati sul posto, dove abbiamo raccolto la testimonianza di una delle persone che stava parlando con la gente. Appena ci siamo avvicinati e dicevamo, io personalmente dicevo al signore che era agitato, forse perché era stato non lo so, gli dicevo si calmi perché noi non ce l'abbiamo con voi fate solo il vostro lavoro, ma magari un po' di tolleranza. Si è accasciato a terra. Eppure qui la doppia fila è una costante. Lavoriamo con la doppia fila, cioè la città è quella che è, non ci sono posti auto, i pochi stalli è evidente che sono occupati dai residenti, quindi è inevitabile, piuttosto non ci danno le licenze e non lavoriamo. La risposta alla mancanza di parcheggi sono le attività che chiudono. Sono qui da 15 anni, non ho mai visto via Gabriele D'Annunzio con tutte quante queste botteghe chiuse. Tutti qui si augurano che la gente sopravviva, ma si appellano all'amministrazione affinché risolva il problema dei parcheggi che in zona non bastano. Ma il parcheggio selvaggio riguarda tutta Catania. Il sindaco Trantino ribadisce tolleranza zero, ma per i catanesi le multe non bastano. Tonino De Mana. Catania non è una giungla, ma la sensazione è che alcuni atteggiamenti sopra le righe derivino da un'inciviltà di fondo e da un certo malcontento, con numerosi commercianti che si sentono tartassati a fronte di altre zone definite franche. A richiamare tutti all'ordine e al rispetto delle regole è direttamente il sindaco Trantino. E i catanesi devono capire che non arretreremo neanche un attimo, anche perché la quasi totalità dei catanesi è d'accordo con noi. Chi invece pensa di dover vivere nella giungla vada a vivere altrove, sicuramente non ci troverà consenzienti o complici. I commercianti lamentano una disparità di trattamento tra zone e zone, per esempio dicono a noi ci state vessando, in via Belbiscito magari un po' meno. Allora noi stiamo facendo delle attività concentriche su tutto il territorio, questa mattina sono in via Santa Sofia e in tante altre parti della città, quindi se alla fine qualcuno sbaglia, paga a prescindere da dove si trovi. Più controlli e meno multe è perentoria la risposta dei catanesi. Serve più educazione, sicuramente, più educazione civica e più controlli. Le multe sono una conseguenza del mancato controllo probabilmente. Non basta fare le multe per liberare Catania dalla sosta selvaggia, bisogna trovare dei posti per consentire ai cittadini di posteggiare. Né si risolve il problema mandando in giro i vigili soltanto per fare la multa. Serve per un periodo il controllo. Questo soprattutto, la multa così è passeggera. Calato il sipario sulla festa di Sant'Agata, Monsignor Renna aveva lanciato un monito agli atteggiamenti di alcuni catanesi, ma auto in doppia fila ed anarchia persistono per buona pace di una città sempre più ostaggio del vivere incivile.
Si fa prestare l'auto da un amico per uscire con la fidanzata la sera di San Valentino. Con un particolare: non aveva la patente, per questo alla vista di un posto di blocco l'uomo di 31 anni è fuggito guidando in maniera spericolata, andando contromano, passando con il rosso e sfiorando 120 km/h per le vie di Catania. Per bloccarlo è stato necessario l'intervento di 3 pattuglie della polizia. Per il risanamento della baraccopoli di Messina arriva un nuovo subcommissario, si tratta di Santi Trovato. Sentiamo Adelaide Barbagallo. Alla fine, dopo tante polemiche e scontri politici sul caso Baraccopoli di Messina, ci sono ancora 1.300 famiglie che aspettano un nuovo alloggio e 65 baracche da demolire. È arrivata la nomina del nuovo subcommissario. Si tratta di Santi Trovato. Designato dal presidente della regione Schifani, sostituisce Marcello Scurria, col quale era venuto meno il rapporto di fiducia. Si volta pagina, o meglio, si prosegue nell'opera di risanamento con Santi Trovato, dirigente regionale e attuale responsabile dell'ufficio del Genio Civile di Messina, oltre che presidente dell'Ordine degli Ingegneri della stessa città. Il sindaco Basile esprime apprezzamento. L'obiettivo congiunto, dice, è mettere la parola fine alla vicenda delle baraccopoli di Messina, un percorso avviato dal 2018 in poi con l'amministrazione De Luca. Di sicuro c'è molto da fare. Ci sono famiglie che vivono nelle baracche e che aspettano un nuovo alloggio da 38 anni. E siamo agli spettacoli, una notte di musica per dare un futuro migliore a tanti bambini. Protagonista Gigi D'Alessio e Friends, amici e artisti che saranno con lui sul palco del Renzo Barbera. Segnatevi la data, Marco Gullà. 20 giugno, stadio Renzo Barbera di Palermo, andrà in scena il concerto del noto cantautore Gigi D'Alessio, il cui ricavato sarà destinato alla costruzione di un poliambulatorio nel capoluogo siciliano dedicato alle malattie rare per i bambini del sud Italia. Un progetto nato con la fondazione Tommaso Dragotto, e Gigi D'Alessio oggi in conferenza stampa ha presentato quello che sarà un grande evento per la città siciliana. La Sicilia per me è stata la mia seconda casa, subito dopo Napoli. Sono 30 anni che il popolo siciliano mi sostiene, perché non è il problema di venire qui solo per una volta, è far durare questo rapporto che fortunatamente dura da 30 anni. Lo show vedrà D'Alessio sul palco insieme ad ospiti speciali, tra i più amati artisti e cantanti del panorama italiano, per aiutare i piccoli pazienti. Noi ci auguriamo che questo poliambulatorio resterà sempre vuoto, quindi vuol dire che nessun bambino ne avrà bisogno, ma qualora ne avesse bisogno ha una struttura qui dove rivolgersi, e senza fare queste transumanze che dal sud devono partire con le famiglie per andare a raggiungere il nord o altre città per farsi curare. Un evento benefico che è già stato cerchiato in rosso nel calendario da tutti i fans di Gigi D'Alessio e non solo. Barbera sarà sold out. Me lo auguro, mancano adesso 4-5 mila biglietti e quindi andremo in sold out. Diciamo che conosco il cuore dei siciliani e sicuramente sarà qualcosa di meraviglioso, uno spettacolo unico, come dicevamo prima, proprio condiviso con tanti amici. Pubblicità, torniamo dopo con la pagina sportiva per parlare fra l'altro dell'ultimatum dei calciatori del Messina. E siamo al calcio. Il mancato pagamento degli oneri contributivi ha creato molta preoccupazione per il futuro del Messina e per la lotta salvezza. Oggi i calciatori hanno dato l'ultimatum alla società. Francesco Triolo. Pronti a lottare sino all'ultimo minuto per la salvezza, ma i giocatori del Messina, dopo il faccia a faccia della mattinata col presidente Alaimo e al telefono con il CEO Sissé, hanno deciso di metterci la faccia per dare una sorta di out-out alla proprietà della AAD Invest. Il mancato pagamento degli oneri contributivi comporterà una sicura penalizzazione da 2 a 6 punti. Solo il pagamento e gli F24 in tempi brevi potrebbe consentire di cavarsela col minimo. Ecco perché la squadra ha deciso di esporsi con i suoi capitani Davide Petrucci e Marco Crimi, ma anche con la parte tecnica, l'allenatore Simone Banchieri e il direttore sportivo Domenico Roma, con una conferenza stampa autoconvocata. Lavoreremo ancora più duramente, però abbiamo chiesto stamattina alla società delle garanzie, che sono garanzie economiche, ma non garanzie economiche per arricchirci, ma solo per poter continuare in maniera dignitosa questa stagione e permetterci di combattere ad armi pari contro qualsiasi altra squadra. Non possiamo fare delle lotte in campo, dei passi in avanti e poi vederci togliere dei punti in questa maniera, perché per me è una follia, per noi è una follia.
quello che ci siamo detti anche noi nello spogliatoio è proprio questo, che non tireremo mai indietro nulla, metteremo tutto in campo. Abbiamo fatto alcune richieste che sono quelle appunto di un semplice contributo, che è quello per farci andare avanti in tranquillità, quello che le società normali in teoria devono ottenere. Un messaggio chiaro alla proprietà, che in una nota ha tentato di spiegare il motivo del mancato pagamento con un blocco dei conti corrente per il caso Deinze in Belgio, ma è una motivazione che non ha convinto tanti. E il Catania è nel limbo, i risultati altalenanti non esaltano la tifoseria, si chiede un cambio di passo per centrare l'obiettivo minimo dei play-off. Tonino De Mana. Dentro ai play-off, allo stato attuale, ma non è un Catania che esalta, anche perché il credito e l'idillio con la tifoseria è finito da un pezzo. Il deludente pareggio casalingo con la Casertana e la conseguente contestazione del pubblico al Massimino a fine gara dimostrano che il rapporto tra squadra, dirigenza e lo zoccolo duro del tifo organizzato è incrinato dai risultati che certamente non erano quelli auspicati all'inizio del campionato. Allo stato attuale la squadra di Mimmo Toscano vivacchia all'8° posto in classifica, score 10 vittorie, 7 pareggi e 7 sconfitte, con un gap dalla prima in classifica, l'audace Cerignola, che è di ben 15 punti. Troppi. Svanito il primo posto, ora non resta che concentrarsi sui play-off, ma per restare tra i primi 10 serve un cambio di passo e soprattutto serve una continuità di risultati. Il blitz di Monopoli è stato vanificato dall'1-1 contro la Casertana e da una prestazione deludente che ha fatto storcere il naso a tutti. In tribuna il patron Pelligra, in compagnia del fratello Paul, non avrà certo gradito. Ha sentito anche lui i fischi e sicuramente ci sarà rimasto male. Ma c'è ancora tempo per tramutare i fischi in applausi, basta una sola parola: vittoria. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata.